Buongiorno e ben ritrovati a nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Il prezzo di diesel e benzina è nuovamente tornato sotto i 2 euro. Tra ieri e oggi benzina e gasolio sono poco sopra l'euro e 7 centesimi al litro. Tanti i cittadini che in questi giorni hanno aspettato fino all'ultimo il taglio sul costo del carburante prima di tornare a fare il pieno, e qualcuno ha perfino rischiato di rimanere a piedi con il serbatoio a secco in attesa della sforbiciata delle accise. Tra questi c'era anche il nostro Giancarlo Virgilio, che questa mattina è tornato finalmente a fare benzina alla sua utilitaria. Allora vediamo com'è andata e quanto ha risparmiato rispetto a 2 giorni fa. Allora, sono completamente in riserva. Mi scusi, devo fare il pieno. Cosa Sì. mi dice? Mi conviene farlo qua a Udine oppure è conveniente andare in Slovenia? No, da ieri ci conviene rimanere a Udine, ecco. Ci conviene rimanere in Friuli Venezia Giulia, perché da ieri è entrato in vigore il decreto sulla riduzione dell'accise. Dunque ci sono 0,25 centesimi più IVA di sconto su tutti gli impianti d'Italia, ecco. Da quanto tempo non accadeva questo taglio alle accise? Si ricorda lei una manovra del genere? No, io mi ricordo di manovre dove sono state aggiunte accise, ma non dove sono state tagliate, obiettivamente, ecco, a memoria, ecco. Avete subito una perdita di clienti in questo periodo di rincari? Chiaramente sì, quando eravamo oltre 2 euro al litro, 2,1 euro, la gente si è mossa oltre confine, o perlomeno non si è mossa, ha consumato molto meno. Il taglio delle accise è arrivato quando? È stato pubblicato lunedì sera, lunedì notte, con decorrenza immediata, dunque su ieri mattina. Infatti c'è stata una mattinata di gran movimento, perché c'era gente incredula, non si capiva, ecco. Alle 7:30 ci si trova con questa cosa qua da gestire, e per chi ha giacenze importanti sottoterra si parla di migliaia di euro, ecco. Ma lei si è fatto un'idea di quello che è successo? Gli stakeholders del petrolio, ad esempio, hanno speculato, come dice qualche politico? Sicuramente c'è qualcosa che non va, perché se si parla di petrolio a 97 euro al barile, vendita a 2,1 euro è una cosa che non sta in piedi. La Regione sta pensando, meditando di introdurre di nuovo il super sconto sperimentato l'anno scorso. Secondo lei si farà questa piccola correzione nel contributo regionale? So che il nostro referente nazionale Bruno Bearzi si sta incontrando con la Regione appunto per discutere di questa cosa qua. Non so i termini, sicuramente so che arriverà anche in fascia 2, però non so di certo se arriverà. La discussione è aperta per portarlo sia in fascia, per far aumentare sia la fascia 1 che la fascia 2. Poi vediamo se riusciranno a riportarlo questo super sconto, ecco. Se dovesse essere introdotto, la benzina converrà veramente farla a casa propria? Sicuramente, già oggi conviene farla a casa propria, perché con una benzina a 1,7 e 34 è chiaro che se ci togli i 0,14 di fascia 2, mettiamo di fascia 2, si va a 1,6, a 1,61, e a 1,61 in Slovenia è 1,55, non conviene, vai e torna, hai risparmiato 7 euro, 5 euro, ma sì, il consumo del carburante è già ripagato, ecco. Ha atteso fino all'ultimo l'intervento del governo per fare il pieno del carburante? Beh sì, naturalmente si cerca di risparmiare per quanto possibile, insomma. È mai andato in Slovenia le scorse settimane? No. Ho aspettato perché appunto anche era stato annunciato un ribasso, quindi ho atteso con fiducia. Si ricorda lei nella storia un taglio delle accise nella benzina, nel diesel? No, sinceramente non ricordo. Eccoci, pompa numero 3. 59,85. Dai, un ottimo prezzo. Alla fine ho fatto bene a resistere. Oggi facendo il pieno ho speso circa 60 euro, 2 giorni fa ne avrei spesi 73.
Si svolgeranno domenica 3 aprile a Vito d'Asio le celebrazioni per la festa della patria del Friuli. L'iniziativa è stata presentata oggi a Udine. Ne abbiamo parlato con Eros Cesilino, presidente dell'Arlef. Siamo all'esterno della sala Pasolini dove si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della festa della patria del Friuli. Presidente, la scelta di uno dei comuni, probabilmente il più piccolo della regione, lei lo ha definito un comune simbolo, Vito d'Asio. Sì, è un comune simbolo, ci ospita stavolta perché c'è una rotazione tra le ex province di Udine, Pordenone e Gorizia, e quindi questa volta tocca la ex provincia di Pordenone. E con piacere direi che tocca, perché appunto questo comune è un comune particolarmente esteso come territorio, 20 km tra una frazione e l'altra, ed ha tante identità. Queste identità sono un po' come l'identità del Friuli o della lingua friulana, sfaccettate, ma che vengono racchiuse sotto un unico cappello, che è quello dell'identità friulana, quello della patria del Friuli, che quest'anno celebriamo con un particolare piacere, proprio perché siamo in presenza. Che festa sarà? Sarà una festa, come dicevo poc'anzi, in presenza, e quindi con il recupero di quei piccoli o grandi gesti sociali che fanno la differenza, che sono il significato vero dei rapporti interpersonali, per cui una stretta di mano, guardarsi negli occhi, una progettualità condivisa anche a parole che vengono pronunciate proprio vis-à-vis, e quindi riteniamo che questa festa sia un buon augurio per gli anni futuri. Quanti passi abbiamo fatto verso l'autonomia? Direi che mancano ancora molti passi. Certo, ultimamente vediamo che c'è una grande riscoperta della identità friulana. Lo vediamo anche da un punto di vista linguistico, però non dobbiamo fermarci, diciamo, ai piccoli segnali che possono essere anche molto incoraggianti, ma dobbiamo spronare i giovani verso un futuro che è fatto appunto di riconoscimento delle identità. Ora vediamo che questi riconoscimenti da un punto di vista mondiale tengono banco, ecco, anche in posti dove c'è la necessità appunto di valorizzare le identità, e appunto crediamo che ci sia la possibilità anche in Friuli di poter portare una piccola identità o grande identità, perché non dobbiamo farci confondere con il concetto di piccola patria, perché per noi è grande la nostra patria, possa essere condiviso e possa essere soprattutto celebrato con il massimo dei fasti. Grazie al presidente dell'Arlef, a voi la linea. Nella giornata dell'acqua, nella cornice di Villa Dora a San Giorgio di Nogaro, è stato presentato il progetto Fiume in Corso, iniziativa che si propone di portare l'attenzione verso le strade d'acqua che uniscono i 5 comuni di San Giorgio, Gonar, Sporpetto, Troviscosa e Aquileia. Presente anche l'assessore regionale alla cultura Tiziana Gibelli, che ha sottolineato l'importanza di un progetto che unisce appunto cultura, sport e territorio. Territorio, cultura, sport, c'è un po' di tutto in questo fiume in corso. Ce lo racconta l'assessore alla cultura di San Giorgio di Nogaro, Alessio Cristin. Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nostro progetto che porta nel 2022 una sinergia fra territorio, fra cultura, fra sport, e l'insieme di tutte queste realtà portano all'interno di San Giorgio di Nogaro una grossa risorsa, che è quella di prevedere per i prossimi mesi quelle che sono delle manifestazioni all'interno dell'associazione Canoa, a noi molto cara, soprattutto dal punto di vista sportivo, ma dal punto di vista in questo caso anche culturale, per tutta l'estate. Questo sarà un po' un'emozione, perché avrà un grosso apporto turistico, un grosso apporto culturale all'interno di quella che fino ad oggi è stato solo un posto dal punto di vista sportivo. Con tutte le associazioni che hanno partecipato a questo progetto, che sono tante, avremo quindi la sinergia fra dei tour in bicicletta, la sinergia con un'associazione culturale che porterà libri, letture, musica, porterà eventi, porterà sul territorio anche lo slow food, quindi la ricerca di quello che è a chilometro zero sulle aziende del territorio, e porterà soprattutto anche del turismo, perché abbiamo delle associazioni che si occuperanno di video, di intrattenimento, di applicazioni, e di far conoscere a tutto il territorio, Friuli Venezia Giulia, ma anche oltre, quello che è la realtà del San Giorgio di Nogaro. E qui si parla di ripartenza e di un progetto che mette insieme la cultura e lo sport e il concetto di impresa culturale, che come sapete mi è molto caro, perché abbiamo cercato, e in questo io devo ringraziare veramente i miei uffici, perché io gli ho proposto un'idea. Voglio un progetto che crei lavoro con la cultura e con lo sport.
perché sia evidente a tutti che il mio ragionamento ha un senso. Ci sarebbero già 17% di punti di PIL che confermano che questi settori sono produttivi, però se riusciamo a farlo capire anche a livello locale è meglio con esempi tangibili. È un'iniziativa unica questa. Credo di sì, non voglio dire che sono assolutamente certa perché l'Italia notoriamente è lunga, ma penso che siamo arrivati primi. Io sono per metà milanese e per metà della pedemontana occidentale. In Lombardia non c'è un senso di appartenenza a una comunità e a un territorio così forte come quello che io invece ho conosciuto qui fin da quando ero bambina. E l'orgoglio delle nostre radici e l'amore che abbiamo per i nostri luoghi e le nostre comunità dovrebbe renderci molto più semplice vendere, lo dico ovviamente in modo positivo ma anche provocatorio, perché noi dobbiamo imparare a vendere la nostra bellezza, perché è ricchezza e può essere ricchezza per tutti e non solo per noi che apriamo la finestra e la vediamo tutti i giorni. Ad ispirarmi sono stati i compagni di viaggio di questo bellissimo progetto. In una riunione, parlando, buttando le idee sul piatto, condividendo ognuno la propria idea, è scoccata questa scintilla, l'idea di portare le canoe dal centro canoa, portarle in biblioteca e da qui farle partire proprio dall'ingresso principale, idealmente farle partire per il lungo viaggio che aspetta il progetto. Bentornati a Da Voi la Linea. Il programma di investimenti in sanità previsti nel Medio Friuli è stato illustrato questa mattina a Codroipo dal Presidente della Regione Fedriga, dal Vicepresidente Riccardi e dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale Caporale. Sentiamo le interviste raccolte per noi da Daniele Paroni. Presidente Riccardi, lo ha ricordato, nonostante la pandemia avete messo tanti soldini e questo è un ragionamento di medio-lungo periodo. Sicuramente gli investimenti sono tanti, come mai era successo. Sono fondi della Regione, fondi dello Stato, ma oggi il primo problema che abbiamo sono le disponibilità delle competenze professionali, che le regioni da sole non possono risolverle, bisogna riuscire con lo Stato a modificare tutti i processi di accesso, abilitazione, formazione alla professione, modificando anche il rapporto con l'università, e quella è la vera sfida. E in questo contesto però c'è un breve periodo da gestire che ha bisogno di regole nuove nel reclutamento, nell'abilitazione professionale, nell'utilizzo degli specializzandi e nella revisione del rapporto tra la medicina generale e la sanità pubblica, che è un altro pilastro importante di un sistema che la pandemia ha dimostrato deve guardare più al territorio e all'ospedale nei casi di maggiore criticità. Tirando la linea, in questa legislatura in sanità quanti soldi avete investito? Beh, se noi prendiamo l'ultimo anno della legislatura di Tondo, quello della Serracchiani e quello di Federica, complessivamente gli investimenti stanziati sono 1 miliardo e 355 milioni. La legislatura Serracchiani ne ha investiti 212 e quella di Federica 750. Direttore Caporale, ci sono tanti soldini, lo ha ricordato sia il governatore che il vicegovernatore, ma quanto è difficile? C'è un ritorno della pandemia, ci sono le risorse però? Sì, il ritorno alla pandemia, nel senso che abbiamo mantenuto dei numeri, anche in questo momento abbiamo numeri importanti, ci aggiriamo circa a 80 ricoveri Covid, ai quali si aggiungono naturalmente gli accessi in pronto soccorso, che sono ad oggi, a stamattina, inferiori naturalmente a 10 unità, però iniziano a preoccuparci nuovamente. Numeri importanti di investimenti sono una risposta naturalmente per il sistema sanitario del futuro, che dovrà prendere naturalmente piede da queste progettazioni, quindi sono numeri importanti che daranno sicuramente la risposta futura. Anche qua l'investimento è molto importante. Sì, assolutamente, abbiamo visto le cifre, sono in totale più di quasi, ci agiamo circa 15 milioni, di quali una decina da mettere in campo subito, quindi sono cifre importanti. Ed ora andiamo a San Leonardo, dove è stata riaperta la palestra dedicata all'arrampicata sportiva.
La sezione di Cividale del Club Alpino Italiano riapre il corso di arrampicata sportiva, una disciplina in continua crescita, in particolare dopo gli ultimi giochi di Tokyo, che l'hanno vista entrare per la prima volta nel novero degli sport olimpici. Il corso, gestito dalla scuola di alpinismo della sezione, verrà ospitato nella palestra di San Leonardo, che a sua volta ha riaperto i battenti dopo l'emergenza Covid. Una giornata importante per questa attività che dovrebbe partire veramente alla grande, grazie anche al CAI del Cividalese e delle Valli Natisone, che si è presa a carico di questa gestione. Devo dire che come obiettivo noi ci eravamo posti appunto di dare questa possibilità alla gente delle Valli Natisone e alla gente del Cividalese di poter praticare questa disciplina sportiva, che ritengo sia una disciplina sportiva nuova che desta parecchio interesse. Tant'è vero che oggi come oggi le richieste di poter praticare questa attività sono tantissime, pertanto la cosa mi fa ben sperare. Ecco, questa è una prima occasione per instaurare una fattiva collaborazione con la sezione di Cividale del Club Alpino Italiano, a cui chissà magari un domani seguiranno anche altre iniziative. Ma sicuramente devo dire che il CAI di Cividale ci ha dato veramente delle grosse garanzie, tant'è vero che sta usufruendo anche della palestra principale per svolgere l'attività di preparazione alla loro normale attività, e quindi ha preso come riferimento proprio il nostro comune, e quindi la cosa fa veramente piacere. E poi il 6 aprile ci sarà l'evento in memoria di Carlo Picotti, alpinista del CAI recentemente scomparso proprio in un incidente di montagna. Sì, è un caro amico e un grande collaboratore sia del comune di San Leonardo che delle aziende boschive del territorio. Devo dire che ha collaborato con noi per parecchi anni, e come riconoscimento gli abbiamo dedicato uno spazietto che è qui sul territorio comunale, che verrà inaugurato in collaborazione con tanti suoi colleghi che hanno voluto veramente ricordarlo con questo bel gesto. Una volta c'era l'alpinismo, quello che veniva fatto sulle montagne, però adesso un pochettino è in disuso, e quello che sta prendendo piede sono le arrampicate al coperto, per cui quelle arrampicate in palestra al chiuso. In regione ne abbiamo pochissime, di cui questa come altezza e tipologia è la seconda dopo come quella di Codroipo, per cui cerchiamo di portare i giovani alpinisti e in particolar modo le scuole ad arrampicare in questa struttura, che diventerà regolarmente aperta quasi tutti i giorni della settimana. Sono partiti 3 corsi quest'anno, il primo sulla neve, il secondo di sci alpinismo, che sono attualmente in corso, si chiuderanno il prossimo mese, e quello di arrampicata libera che utilizzerà in particolar modo questa palestra si svolgerà in quest'autunno, settembre-ottobre. Siamo in chiusura, grazie per l'attenzione. Il telegiornale ritornerà in diretta alle 16:30. Buona giornata.